È giovedì 23 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Luca Ciliberti. Con Luca fra poco vedremo i quotidiani, intanto quelli regionali, poi anche quelli nazionali, ma intanto un'ultima ora è stato un sequestro di 1 milione di euro, sequestro di beni per 1 milione di euro al clan Attanasio. Vediamo i particolari. Duro colpo al clan mafioso Attanasio di Siracusa. La direzione investigativa antimafia di Catania ha sequestrato un 46enne ritenuto affiliato al clan e recentemente condannato per associazione mafiosa, beni stimati per 1 milione di euro, provenienti, secondo il Tribunale Etneo, dall'attività illecita dell'uomo e dal sodalizio con il clan mafioso. Le indagini della DIA hanno infatti evidenziato l'assenza per l'indagato e per i suoi congiunti di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e il patrimonio posseduto. In particolare sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società siracusana attiva nel settore della ristorazione. Adesso invece andiamo a Palermo. Ieri per la terza volta in 10 giorni le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz allo Zen, il quartiere da cui proviene il branco che ha portato l'omicidio di Paolo Taormina. Ci sono stati anche degli arresti, 2 per la precisione, sequestro di droghe particolari nel servizio. Ben 57 persone denunciate a piede libero per aver occupato abusivamente box e spazi di varia natura, 2 arrestati per droga, un altro per porto abusivo d'arma da fuoco. Sono i risultati dei controlli allo Zen da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Per la terza volta i casermoni della zona popolare a nord della città sono stati cinti d'assedio da 200 uomini delle forze dell'ordine. 3 raid in 10 giorni, ovvero dall'omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia, da Gaetano Maranzano, un 28enne residente in via Costante Girardengo, proprio allo Zen. Nel corso dei controlli sono stati multati anche alcuni esercizi commerciali per carenze strutturali e per irregolarità sanitarie, per mancata autorizzazione all'installazione di telecamere e vari altri motivi, trovati lavoratori in nero o privi della necessaria formazione. Sono scattati provvedimenti di sospensione per le attività imprenditoriali per violazione della scia sanitaria. Nel complesso identificate 700 persone, di cui 207 con precedenti e altre 15 già sottoposte a misure di prevenzione. Controllati 288 mezzi in 5 posti di blocco, elevate 27 contravvenzioni al codice della strada per un valore totale che supera i 18.000 euro. Ormai è pressante la presenza delle forze di polizia allo Zen dopo quanto accaduto qualche settimana fa. Allora, sul Giornale Sicilia, l'apertura di oggi, lo Zen passato al setaccio, carabinieri, finanzieri e poliziotti in azione, arresti, denunce, droga e armi, quindi grande operazione della polizia, come abbiamo visto. Insomma, allo Zen ovviamente è legato anche il killer di Paolo Taormina, quindi insomma si cercano anche sacche di microcriminalità che possono aver agevolato questo tipo di attività illecita. Andiamo a vedere anche sulla Repubblica di Palermo, eccolo qua, nuovo blitz a caccia di armi e droga allo Zen, impegnati 200 agenti fra poliziotti, carabinieri e finanzieri. L'obiettivo era l'arsenale del quartiere, 2 arresti invece per cocaina. E intanto proseguono le indagini per l'omicidio di Paolo Taormina. C'è un quinto indagato, sentiamo e vediamo il servizio. C'è un quinto indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Si tratta di Vincenzo Viviano, il giovane con cui l'assassino reo confesso Gaetano Maranzano si allontanò dal luogo del delitto. Secondo gli investigatori anche lui, come altri 4 giovani prima, avrebbe mentito nel racconto dei fatti di quella sera. Fra i carabinieri si fa strada la tesi secondo la quale la rissa davanti al locale sia stata organizzata, una vera e propria trappola per far uscire la vittima predestinata. Dopo il delitto Gaetano Maranzano e Vincenzo Viviano vengono ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre vanno probabilmente a bere una birra. Viviano, ascoltato dagli inquirenti, racconta una storia diversa che non coincide con la sequenza dei fatti ricostruita attraverso le telecamere di sicurezza. Resta da identificare un 7° giovane, si tratta del ragazzo schiaffeggiato da Maranzano davanti al locale di Taormina e andatosi a nascondere fra le auto. Per i carabinieri si trattò proprio di una messa in scena per attirare fuori la vittima predestinata e anche lui ne era complice. Intanto la movida palermitana finisce nelle cronache
cronache internazionali, non solo per la violenza. Ne scrive il New York Times, che critica la scelta di trasformare via Macheda in un vero e proprio fast food all'aperto in centro, una giostra per turisti che lascia ai margini i palermitani. Un'area che però dà lavoro a 450 giovani, senza considerare che finita l'area food, via Macheda diventa terra di nessuno e non è un caso se il secondo tratto sia inserito fra le zone rosse. Ma il comune annuncia che ora si cambia, stop alle bancarelle, con la voglia di puntare sulle attività artigiane per riqualificare l'intera area del centro città. Torniamo da Luca e torniamo ancora alle vicende di Palermo. Allora, sempre prima pagina sul Giornale Sicilia, eccolo qua, lo vedete, la foto di Paolo Taormina e le indagini che vanno avanti. Preso a schiaffi, era vittima o complice? Su questo insomma, si cerca di capire. Forse la rissa potrebbe essere stato il pretesto per poi portare un'azione delittuosa diciamo, a compimento. Per trovare il movente decisivo il ruolo del giovane col gilet bianco che si sta cercando, appariva appunto nei video poi diciamo, passati al setaccio dai controlli, dagli investigatori. Sempre sulla questione Zen e sulla questione Movida in questo caso è stato somministrato un sondaggio agli studenti, eccolo qua, sondaggio tra gli studenti, 8 su 10 la sera ha paura, quindi insomma si allarga anche questa indagine alla città dopo l'istituzione delle zone rosse e dopo appunto le violenze nella Movida. Palermo non è una città sicura, appunto il recente omicidio ha portato ad affrontare una questione molto discussa e quindi se ne parla anche nelle scuole. Il questionaire è stato sottoposto agli alunni del liceo Meli e poi dico sempre dove esco e dove sono, questa è la testimonianza di uno studente e di uno studente, mi porto sempre con me lo spray al peperoncino, quindi questa in questo momento è la fotografia di Palermo dopo l'omicidio dello Zen. Adesso invece siamo a Catania perché la questione sicurezza riguarda anche Catania. Si spara con mitra e pistole a Librino, scene da Far West in un condominio di Viale Bummacaro, ma non si è sparato soltanto lì, si è sparato anche in via Plebiscito. Sentiamo e vediamo il servizio. Quelle armi usate per un fatto semplicemente intimidatorio. È probabilmente il crack la piaga del momento ad avere rotto fragili equilibri, tanto che a Librino si è tornati a sparare con una certa frequenza. Dopo i 15 bossoli ritrovati in un garage che si affaccia su Viale Moncada 18, un altro inquietante episodio si è registrato ieri sera in 2 fasi in un residence di Viale Bummacaro 14, sempre a Librino. Spinte, insulti, schiaffi e pugni tra almeno una ventina di persone lasciavano pensare ad una lite condominiale, ma la realtà sembra essere un'altra, visto che dopo un'oretta di calma apparente un gruppetto di persone è tornato sul posto aprendo il fuoco con pistole e mitra. Numerosi bossoli ritrovati e nuove indagini da parte della squadra mobile che, su disposizione della procura di Catania, mantiene il massimo riservo. Bocche cucite degli investigatori, tanta paura e poca voglia di parlare dei residenti. C'è gente che ha paura, le donne eccetera eccetera. C'è paura, sì, certo che c'è paura. Adesso sono un po' troppi i casi, Viale Moncada, Viale Bummacaro, si spara facilmente. Non lo so, forse siamo ritornati ai vecchi tempi. Non lo sappiamo noi cosa è successo, solo che ieri sera è successo quello che è successo. Non è una cosa giusta, ci vuole un controllo anche che la polizia controlla e giustamente la zona anche, un controllo della sicurezza ci vuole anche. Da Librino a via Plebiscito, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro un negozio di abbigliamento nel quartiere Antico Corso. Sulla vicenda in questo caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. Insomma, le città, non solo siciliane, un po' tutte le città italiane soffrono il problema della sicurezza. Anche questo episodio viene riportato sui giornali, in questo caso nelle cronache della provincia di Catania, con una fotografia che rappresenta il luogo di una delle sparatorie. Quindi clima da Far West, c'è poco da commentare, spari a Librino e in via Plebiscito, i colpi di pistola sparati nella notte e appunto ritorna prepotentemente la questione delle bande armate in città. Ieri c'è stato anche un consiglio comunale nel quale, diciamo, non ufficialmente, ma si è parlato anche di questi temi tra appunto i consigli comunali e l'amministrazione di Catania. Sì, adesso invece parliamo di immigrazione e di un'altra tragedia del mare, perché sono arrivati a Porto Empedocle i 7 cadaveri del naufragio che si è avuto nel canale di Sicilia. Tra le vittime c'è anche un bimbo di appena 2 anni. Vediamo il servizio. Un bimbo eritreo di circa 2 anni, un ragazzo somalo di circa 20 anni, 2 donne incinte somale e 3 giovani donne.
Sono le 7 vittime dell'ennesima tragedia del mare. I corpi sono arrivati al porto di Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Sul ponte dell'imbarcazione i medici dell'ASP di Agrigento hanno eseguito l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso alla presenza della polizia scientifica. Prima del trasferimento è stata celebrata una breve funzione religiosa con la deposizione di una rosa sulle bare alla presenza del prefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Ancora una volta ci appelliamo a tutte le autorità competenti, di queste situazioni, di fare in modo che possano rispettare la dignità dell'uomo, di questi nostri fratelli e sorelle. Le salme sono poi state caricate sui furgoni e sulle auto funebri e saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento, 2 a Grotte, 2 a Campobello di Licata e 3 a Palma di Montechiaro con rito musulmano. È veramente disumano quello che si verifica nel nostro mar Mediterraneo. Dico, questi sono nostri fratelli che partono alla ricerca di una vita migliore e incontrano la morte. Le 7 vittime, morte annegate, viaggiavano su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. I sopravvissuti hanno raccontato che all'appello mancano ancora diversi bambini e donne caduti in mare durante la traversata. Un'altra tragedia che viene raccontata anche sui giornali. Eccola qua la troviamo su Repubblica, nelle pagine dedicate appunto agli esteri. Tunisia, strage in mare, annegano 40 migranti, 3 morti anche i neonati. La tragedia del mare, un barchino con a bordo circa 70 persone si è ribaltato al largo di Salatta, 30 sono state invece le persone tratte in salvo. Qui c'è anche un elenco dei morti negli ultimi 3 mesi, pensate sono già 160, 23 persone sono annegate lo scorso 17 ottobre, altri 2 naufragi sono avvenuti tra il 14 e il 15 settembre con 111 morti e il 13 agosto altre 27 vittime, quindi insomma una strage che non si ferma, come dice la Sea-Watch, che è un'ONG, la responsabile di un'ONG che lavora appunto per salvare le vite in mezzo al mare. I muri, quindi la politica, non fermano le partenze, quindi insomma critiche ovviamente anche al governo, diciamo, insomma, questo piano, diciamo, per trattenere appunto le partenze in Africa in questo momento non sta dando i risultati sperati. E questa è la notizia che riguarda appunto questa vicenda. Mentre continuiamo con la rassegna stampa regionale, ripartiamo dai quotidiani con la Sicilia, con le prime pagine. Le notizie di apertura sono dedicate ovviamente le notizie di cronaca internazionale e nazionale. La Meloni che ieri ha parlato in aula, quindi ha parlato della manovra, del conflitto, degli armamenti. Qui è riportata la frase "nessun soldato italiano a Kiev", che è quella, diciamo, che più ha convinto appunto i cronisti. Quindi poi le scintille, insomma ci sono state scintille ovviamente come avviene spesso tra maggioranza e opposizione. Insomma, questo è il racconto della manovra che faremo più avanti. C'è un'intervista al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ministro siciliano. La Sicilia, dice Urso, polo di sviluppo nel Mediterraneo, ribadendo appunto le posizioni di STM, Tresan, il nuovo polo di Termini Imerese. Insomma, fa un riepilogo di quanto fatto dal governo in questi 3 anni. Proprio ieri il governo ha festeggiato, diciamo, i 3 anni, uno dei più longevi della storia del paese. Poi la fotonotizia centropagina, Mosca Cieca. Questo è un caso diciamo che è balzato all'onore delle cronache nelle ultime ore. Infezioni dopo interventi alla cataratta. A Catania aperta un'inchiesta, 30 ricoverati con lesioni gravi in più ospedali, adesso rischiano la vista. Adesso vediamo in pagina dopo la lettura, insomma, anche delle altre notizie, cosa è successo qui. Ci sono delle notizie che riguardano appunto la cronaca nazionale. È successo in un quartiere alla periferia di Milano
Milano una donna è stata uccisa dall'ex marito che la seguiva, insomma vaneggiando alcune cose sulle proprietà. Garlasco, si riapre ancora il caso, diciamo nuovi particolari, questa volta si fanno le pulci sullo scontrino di Sempio, che è uno degli elementi diciamo, che potrebbe cambiare la storia di questo processo ormai lunghissimo. Allora entriamo dentro la pagina del giornale per vedere questa storia delle infezioni. Dopo le operazioni di cataratta, 30 pazienti si erano rivolti a un centro privato catanese, ora rischiano la vista. Vediamo che cosa è successo. Hanno cominciato dopo l'intervento ad accusare gravi problemi d'occhio, dolori, offuscamento alla vista. Questi 30 pazienti si sono recati tutti al pronto soccorso dopo l'operazione. Su casi sta indagando la procura. Al Cannizzaro di Catania ci sono 4 ricoverati, tutti in prognosi riservata. L'azienda ha fatto sapere che ha attivato gli strumenti di profilassi utilizzati in casi come sanificazione straordinaria della sala operatoria e utilizzo dei lotti di diversi materiali, appunto perché il tema è che è stato riscontrato un batterio che si chiama Enterococcus fecalis, che appunto porta questi scompensi e potrebbe anche aggravare diciamo, le condizioni di salute di questi 30 pazienti che in questo momento si trovano ricoverati nei vari centri catanesi. Andiamo e proseguiamo con la lettura, ritorniamo sulla pagina di Catania. Ieri dicevo c'è stato un consiglio comunale a Catania, Trantino paralizzato, ci sono scintille, diciamo, braccio di ferro costanti in consiglio comunale nella stessa maggioranza del sindaco Trantino, quindi la maggioranza di centrodestra. La discussione sul regolamento comunale è diciamo, quella che è l'asse portante di questo incontro, l'ultimo incontro, però insomma poi ci sono tante questioni politiche in agenda che devono essere risolte, tra tutte anche il rimpastino che si aspetta ormai da settimane. Poi stupro nel parcheggio, qui la cronaca, 2 condanne, la violenza è avvenuta dopo una serata in discoteca a Mister Bianco nel 2018. Lo abbiamo anche raccontato, adesso arrivano le condanne. Poi tante notizie dalla provincia e dalla città. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, abbiamo visto già l'apertura, poi la questione della RAP, Capoturno licenziato, RAP condotta irregolare, diciamo, qui si dibatte sul licenziamento scattato, anzi l'allontanamento scattato, l'ultimo caso appunto qualche giorno fa. Ed ecco il Sicilia Express, ritorno del low cost per Natale, quindi si avvicinano le festività, quindi ritornerà anche il Sicilia Express, l'edizione diciamo, del treno speciale che collega il nord al sud e il sud al nord, all'andata il nord al sud, ritorno il sud al nord per riportare i siciliani pendolari o che vivono al nord Italia per lavoro in Sicilia per le festività. E poi la questione che riguarda Tuccio D'Urso, l'ex ingegnere, dirigente della regione, ex ingegnere del comune di Catania, indagato per peculato, sì, con l'inchiesta sul periodo della pandemia. Insomma, sembra che si era diciamo, pagato dei compensi non dovuti. Lo andiamo a vedere anche su altri giornali, vediamolo, eccolo qua, sulla Repubblica di Palermo. Padiglioni Covid, accuse e sequestro al super burocrate, lo mette in prima pagina appunto la Repubblica di Palermo, che però punta all'apertura sulle questioni dell'antimafia che riguarda la società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello. Si spacca Forza Italia, il caso finisce all'antimafia nel mirino, le infiltrazioni nell'appalto con i fondi del PNRR. C'è stata una polemica in aula tra l'assessore Tamaio, assessore all'industria della regione siciliana, e il deputato Ismaele Lavardera, che aveva sollevato il caso e che ha sollevato il caso e che adesso è sotto scorta proprio per questa vicenda. Tamaio difende invece la società italo-belga, dice si vuole infangare Mondello, anzi difende insomma il sistema di gestione di Mondello. L'ombrellone e l'ombra del capoclan, e qui c'è un'inchiesta appunto di Palazzolo che racconta bene quello che sta succedendo. Abbiamo visto allo Zen ancora nuovo blitz, 2 arresti e 56 denunce, ne abbiamo già parlato. E poi una notizia curiosa che comunque si lega alla movida di Palermo.
apre l'Hard Rock Caffè a Palermo, il food vola, altri negozi invece vanno a picco. C'è una fotografia scattata appunto a Palermo per quanto riguarda il commercio, soprattutto nelle zone pedonali, via Macheda su tutte, dove chiudono tanti negozi ma aprono però tante attività commerciali legate al food, al cibo, ristoranti, pizzerie, paninerie, che poi sono anche quelle che vengono additate come, diciamo, ricettacolo di mala movida. Ancora entriamo dentro il giornale e vediamo l'inchiesta che riguarda appunto la società italo-belga. Questo è il caso, diciamo, che riguarda l'antimafia e le parole di Tamaio che sono state criticate, e poi invece dall'altro lato le assunzioni e gli appalti, le mani dei Genoa, che sarebbero i boss della zona, sulla spiaggia di Palermo, i punti oscuri della vicenda, che vede al centro la società che gestisce i lidi. All'interno sono stati trovati appunto dei personaggi ambigui legati appunto al boss Genova, tra cui parenti, cugini, insomma tante persone legate appunto a questa famiglia mafiosa, che hanno fatto scattare, insomma, l'allarme, il caso sollevato, lo ricordo, dal deputato Ismaele Lavardera. Qui ci sono tutti, eccolo qua, il bagnino, il dipendente, il costruttore, l'impresa, il capoclan, insomma tutto un sistema legato alla società italo-belga, e del quale la società italo-belga ha fatto finta di non sapere niente, quindi da qui l'indagine più approfondita. Andiamo a vedere ancora, eccolo qua, le accuse all'ingegnere Tuccio D'Urso, sotto accusa per peculato. L'accusa qual è? Si è premiato con 139.000 euro, diciamo, come incentivi nel periodo del Covid. La somma è stata sequestrata alla Procura europea che indaga sull'emergenza Covid. Gli incentivi erano legati al piano di potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive. Lui dice: sono compensi che mi spettavano, chiunque in Italia li ha percepiti tranne io qua in Sicilia. Ecco, tutto secondo le regole, quei compensi, viene riportato il virgolettato, mi spettavano. Vediamo, abbiamo forse il tempo di vedere la Gazzetta del Sud nella prima pagina. L'Ars paralizzata dai franchi tiratori, il centrodestra evita di affrontare le riforme strutturali e tra gli alleati prevale la diffidenza. Quindi insomma non è un buon clima quello dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla manovra parleremo dopo, e poi invece per quanto riguarda le pagine della Sicilia c'è continuano gli attacchi incrociati sui fondi, sulla spesa dei fondi del PNRR, il caso, eccolo qua, dei migranti annegati che abbiamo visto anche su altri giornali, e poi il Far West a Catania che riporta invece il giornale La Gazzetta del Sud con qualche particolare. Poca roba però, perché si cercano appunto gli autori di queste sparatorie. Scorriamo ancora per trovare la notizia messinese nel giornale di Messina. Aperti nel messinese gli ambulatori sanitari per le fasce più deboli, sono operative a Barcellona, Pozzo di Gotto, Tusa, Sant'Agata di Militello. L'ASP dice: garantiamo accesso alle cure. Chiudiamo questa parte di rassegna stampa con una vicenda che riguarda lo sport e diciamo in qualche modo le imprese, perché oggi l'aggiudicazione, alle 12 ci sarà il verdetto sull'aggiudicazione del centro sportivo di Torre del Grifo, l'ex centro del Catania, che adesso dovrà trovare un altro proprietario. In gara c'è l'attuale proprietà del Catania e l'Aurora SRL, e il patrono australiano, queste sono le notizie, non vuole rinunciare. La cordata dei catanesi invece è pronta a rimanere in competizione, quindi scopriremo più tardi come finirà all'apertura delle buste. Non so se ci sarà l'apertura delle buste tecnicamente telematica quest'asta, e quindi praticamente arriveranno delle offerte, però ricordiamo che non finisce qui per una questione di correttezza, perché dopo al 30 si possono, dopo l'assegnazione di oggi un soggetto terzo che non ha partecipato alla gara potrebbe presentare un'offerta entro il 30 maggiorata del 10% rispetto a quello dell'aggiudicazione. Poi vedremo, c'è la facoltà poi per... Ci mettiamo in società, facciamo un'offerta noi. Non è facile. Grazie comunque a Luca Ciliberti, fra poco veniamo da te per i quotidiani nazionali, ma intanto vediamo le immagini che ci arrivano da Catania. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida,
Giuffrida, situazione abbastanza tranquilla per il traffico nonostante, voglio dire, l'ora di punta. Da via Vincenzo Giuffrida adesso passiamo alla circonvallazione di Catania, cioè viale Odorico da Pordenone, e qui invece sicuramente c'è molto più traffico, c'è coda, ci sono le persone chiaramente in fila in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco. Adesso vediamo, il cielo ce lo consente, l'Etna con il solito, con la solita fumata nera a quest'ora del mattino, e anche la sera si osserva questa attività di degassamento, diciamo, da parte del vulcano. E poi la vediamo l'Etna, e non solo l'Etna, anche la Taormina, perché siamo sul golfo di Taormina con questa splendida immagine. Oggi il cielo, tutto sommato, nella nostra regione, per quello che abbiamo visto, è abbastanza sgombro da nuvole. Ci fermiamo e poi torneremo di nuovo per leggere i quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Torniamo di nuovo in studio e adesso, come già annunciato, leggiamo insieme a Luca Ciliberti i quotidiani nazionali. Cominciamo ovviamente la lettura dei nostri quotidiani nazionali con un racconto, diciamo, fatto su due canali principali, quello della manovra del governo Meloni e le trattative tra Stati Uniti e Russia, quindi tra Trump e Putin, per la tregua in Ucraina, terreno di scontro in questo momento appunto tra la Russia e l'Ucraina. Si dibatte moltissimo sulla questione della manovra fiscale del governo Meloni, che insomma su tutti i punti a quello degli affitti brevi. Eccola qua, parte la manovra, così cambia la tassa. Questo è il Corriere della Sera, gli alleati pronte a nuove modifiche in aula. Sui temi della manovra adesso entreremo con gli schemi che quasi tutti i quotidiani hanno per semplificare appunto anche la lettura. E qui vedete questa foto che abbiamo già visto nei quotidiani regionali e che vedremo sulle prime pagine di molti quotidiani nazionali, rappresenta appunto i soccorsi durante un nuovo bombardamento in Ucraina. È stato colpito un asilo, qui insomma i bambini che vengono portati in salvo. Trump contro Putin, sanzioni più dure, scintille invece tra Meloni e Schlein, quindi tra governo e opposizione, sulla questione che riguarda appunto gli aiuti a Kiev e diciamo, il riarmo più in generale del paese. Una notizia di cronaca che abbiamo letto anche su altri quotidiani regionali: muore a Milano, in periferia di Milano, accoltellata dall'ex, la controllava da un mese, la vittima è una 62enne colpita al volto, l'uomo è finito in manette. E poi tante altre notizie insomma, che ritroveremo all'interno del quotidiano. Vediamo la manovra, ecco qua, la misura. Cosa cambia? L'aliquota ridotta e la quinta rottamazione. L'aliquota appunto riguarda l'IRPEF e passerà dall'attuale 35 al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Eccolo qua. E poi ci sarà la quinta rottamazione, ma con vari paletti. Aumentano le accise su benzina e sigarette, in realtà diminuiscono quelle sulla benzina, aumentano quelle sul diesel, salirà il costo delle sigarette. Residenti stranieri 100.000 euro in più, maglie più strette per evitare indebite compensazioni, per prevenire frodi e evasione fiscale. L'obiettivo è blindare ulteriori 448 milioni di crediti a rischio, con beneficio atteso in termini di risparmi di 224 milioni nel triennio 2026-2028. Poi ancora misure che interessano i cittadini: la detassazione degli straordinari che diciamo, arriverà fino a un 5% di detassazione in più. Sanità e carceri, assunzioni sono previste appunto per fare fronte al problema della mancanza di personale negli ospedali e soprattutto nelle carceri. Qui c'entra la questione sicurezza, anche qui con militari e polizia. Invece le pensioni più tardi, quindi aiuti, insomma nuovi contributi per militari e polizia, mentre ci sarà una stretta sulle pensioni che arriveranno più tardi. Ci sono altre misure, congedi ai genitori fino a 14 anni del figlio, separati e divorziati, e sostegno ai senza casa.
e poi 4 miliardi in campo per il superammortamento, per il rinvio della plastic tax e poi la questione delle banche, insomma stretta sui dividendi. Questo è tutto quello, diciamo, per grandi linee che contiene la manovra del governo Meloni. Adesso si discuterà in aula, sicuramente ci saranno scintille anche all'interno della maggioranza, come abbiamo visto sugli affitti brevi. Vediamo la prima pagina di Repubblica. Trump sfida Putin, vedete la stessa foto che abbiamo trovato sul quotidiano Il Corriere della Sera, sanzioni pesanti delle big del petrolio, e annuncia che non vedrà il presidente russo. Zelensky invece apre al piano americano, pronti al congelamento del fronte. Il segretario generale della NATO Rutte va in visita alla Casa Bianca, quindi questo è sinonimo che qualcosa, nonostante le apparenti chiusure, si muove. Lo scontro Meloni-Schlein sulla manovra lo ritroviamo anche su Repubblica, e invece andiamo a vedere la prima pagina della Stampa, perché la prima pagina della Stampa mette in pagina appunto la rottura tra Trump e Putin in Ucraina, quindi diciamo scosta un po', diciamo, la lettura della manovra. E vedete qui, insomma, la foto anche qui straziante di bambini che vengono portati via dai militari. Lo zar non è onesto, dice Trump, ora maxi sanzioni, la Russia mobilita le forze nucleari. Quindi questo è lo scenario in questo momento, diciamo, di agitare lo spauracchio del nucleare per arrivare a degli accordi. Tasse e bonus, chi vince e chi perde, qui c'è un po' un diciamo, consuntivo, secondo appunto il quotidiano La Stampa, in un'analisi di che cosa resta e che cosa succederà con la manovra. E poi la cronaca, vedete, di spalla. Ancora andiamo a vedere altri quotidiani. Tocca all'Europa, sempre sulla questione Russia-Ucraina, installo il dialogo tra Trump e Putin che minaccia di nuovo l'utilizzo dell'atomica, tregua difficile in Ucraina, oggi sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea dove ci sarà anche Zelensky. Poi mettono in prima pagina il quotidiano Avvenire con questa fotonotizia, i vincitori del premio Sakharov. Il premio Sakharov è un premio ai giornalisti che in qualche modo raccontano delle situazioni, diciamo, di limitazione della libertà di stampa. Questi due, che sono Amagobeli e Potsbut, sono in carcere a Mosca appunto per aver raccontato le vicende del regime. Non è la prima volta, insomma, che si raccontano queste vicende dalla Russia. Il Messaggero mette in prima pagina la cronaca, uccisa a coltellate sul viso dall'ex marito stalker, e poi la manovra ancora con un focus sulle questioni che riguardano i dipendenti, meno tasse ai dipendenti, manovra flat tax per gli aumenti salariali, Giorgetti gli affitti brevi a favore ai turisti, danneggiate le famiglie, e Meloni invece all'opposizione, in Italia una sinistra fondamentalista. Questo tutto in pagina, in un racconto, insomma, che riguarda la manovra. Andiamo a vedere invece altri quotidiani, eccoli qua, il Giornale, che ovviamente megafono del centrodestra, tutta la verità della Meloni nell'intervento lunghissimo al Parlamento. La Premier: non inviamo soldati a Kiev, poi smonta le bugie delle sinistre, degli Schlein sugli allarmi democrazia, e dicendo che getta ombra, appunto la sinistra getta ombra sull'Italia. Questo è il racconto del Giornale. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, che si concentra sulle questioni della guerra tra Russia e Ucraina e sugli accordi per il riarmo. Zelensky disperato, congelare la guerra sul fronte attuale. Indietro, marche, pure l'Unione Europea si allinea, niente proclami di vittoria. Mosca, lavoriamo per il summit Putin-Trump. Oggi il Consiglio Europeo diviso sugli asset russi, i distinguo di Meloni e altri. Quindi insomma non c'è più un fronte compatto diciamo, sulla difesa e sul riarmo all'Ucraina. Anche questo lo sottolinea il Fatto Quotidiano. Libero. Scontro col Premier in Parlamento, quindi si ritorna a parlare di manovra, la sinistra si ammoscia, finisce male l'assalto dell'opposizione in aula, Conte strilla sulle armi, ma così ricorda a tutti che lui le spese le ha alzate, e Schlein si ritrova a difendersi per le uscite sul rischio dittatura. Ancora c'è una questione che riguarda gli scioperi, che mette in prima pagina Libero, scioperi selvaggi per la Palestina, il procedimento contro CGIL e soci dà ragione a Salvini. Quindi diciamo, il ministro diceva che era illecito scioperare per una questione che non riguardavano strettamente le questioni di lavoro, insomma in questo caso
arriva una doccia fredda per il sindacato che ha promosso gli scioperi. Andiamo a vedere invece, eccolo qua, il manifesto, il ballo del mattone è il titolo che riguarda la manovra fiscale, finalmente il testo della legge di bilancio, la tassa un po' più alta sugli affitti brevi c'è, ma con eccezioni. E Salvini e Tajani annunciano che la toglieranno del tutto in Parlamento, più che i centri storici e gli inquilini, la destra ha a cuore la rendita immobiliare. E poi l'assalto al Green Deal, questo sottolinea il manifesto, perché appunto l'Italia è stata sempre contro le misure che riguardavano il Green Deal, quindi un po' si torna indietro. Abbiamo forse il spazio per vedere l'ultimo titolo, che è questo, facciamo vedere il tempo, non tanto per il titolo, ma quanto per la questione che ha sollevato in passato anche con le inchieste di una islamizzazione dei grandi centri, delle grandi città, ma la tempora a Nun. Questa fa riferimento appunto all'inchiesta minacce e querele del nostro giornale, cioè Il Tempo, attorno a un uomo considerato vicino ad Hamas, perché la tesi del quotidiano Il Tempo è che dietro queste comunità si nascondessero anche possibili terroristi. Salvini adesso dice va cacciato dal paese, Gasparri interroga Piantedosi, solo la sinistra continua a tacere sui legami con i gruppi terroristici. La frase del consigliere del PD di Milano dice la lotta armata è legittima. Insomma, un allarme che poi Il Tempo ha anche esteso ad altre città. Credo che abbiamo esaurito il termine della nostra rassegna stampa, quindi ti restituisco. Grazie a Luca, ci ritroveremo con te più avanti. Intanto vediamo le previsioni, no, c'è una breve sosta pubblicitaria e poi dopo torniamo con il primo ospite della mattinata. Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia e il primo ospite annunciato, con noi c'è Antonio Fragalà, buongiorno. Salve, buongiorno. Che è responsabile vendite di Intermotors. Esatto. Con lei stamattina parliamo del Click Day per le auto green, alimentazione elettrica, ibride, cominciato ieri, finito anche ieri perché c'è stato un vero e proprio assalto. Sì, esatto, diciamo che è iniziato ed è solo per le vetture elettriche quest'anno, quindi sicuramente è andato a prendere una parte di prodotto importante per noi. È passato qualche giorno, anzi qualche mese prima dell'effettiva uscita di questo bonus. È appena uscito nel giro di niente già quei 597 milioni di euro che erano stati stanziati, già nel giro di 6 ore più di 45.000 voucher sono stati presi dai cittadini e portarli poi finalmente in concessionaria per tramutarli in contratto e quindi dare poi la vettura elettrica a loro. E il sistema dei voucher, dei bonus? Il sistema dei voucher è stato finalmente con una piattaforma, devo dire che sì, si è aspettato diverse ore per poterci entrare, però ha funzionato bene, era molto intuitivo, hanno già messo dei tutorial prima di dare l'accesso al voucher che è stato il giorno 22 alle ore 12. Bastava avere però dei parametri, perché rispetto agli anni precedenti, oltre a essere solo per le vetture elettriche, ci vogliono dei parametri specifici di ogni singola persona. Quindi in base alla propria ISEE si riesce a entrare all'accesso. Se andiamo a voler prendere il bonus più ampio, che è quello di 11.000 euro per le persone fisiche, si deve avere un ISEE e non superi 30.000 euro. Se invece si va su un parametro dai 30 ai 40, invece in quel caso parliamo sempre di sé, si ha un bonus di 9.000 euro. Quindi un importo importante, oltre ovviamente poi il contributo che ogni singola casa automobilistica ha messo sulla vettura. Quindi diciamo che in qualche modo si concede, c'è la possibilità di svecchiare il parco auto esistente in Italia, nella nostra regione, nelle nostre città in Sicilia. Contemporaneamente la persona che acquista l'auto finalmente ha un mezzo per poter magari andare in città senza inquinare. Questo è anche un grande obiettivo. Sì, questo è proprio lo scopo che ci portiamo da anni, che però con questi bonus sicuramente rendiamo fruibili un po' da una platea molto, molto più ampia. E le volevo chiedere, il fatto che, diceva lei, in 6 ore,
è andato polverizzato, insomma una cifra importante, 597 milioni di euro. Significa che diciamo, le persone hanno un interesse, incominciano a capire che c'è l'esigenza anche di svecchiare non solo il parco auto, ma tutelare l'ambiente. C'è anche questo aspetto da considerare. È fondamentale, è un principio proprio per tutelare l'ambiente e cercare di metterci in qualche modo, con tutto lo scetticismo che ci possa essere, sicuramente si va ad avere qualcosa di veramente ecologico. E questo sistema che viene utilizzato, il click day, voucher, incentivi, insomma, si può chiamare in maniera diversa a seconda della circostanza, dell'occasione, ma è un sistema che, siccome arriva con il contagocce, nel senso che arriva solo occasionalmente, solo in determinati periodi, solo con determinate circostanze, forse è un po' limitato, probabilmente servirebbe qualcosa di più strutturale, qualcosa di più continuo nel tempo. Sicuramente avere la continuità su questo e poi portare l'abitudine alle persone di non avere più paura di questo famoso elettrico sicuramente aiuterebbe, però questa poi è una cosa che a livello governativo va pensata, sistemata e protratta nel tempo, ecco, non può essere l'occasione di una volta, questo sicuramente no. Per quanto riguarda diciamo voi che avete il polso davvero di quello che succede con le vendite delle auto, questo cosa, quanto accaduto ieri è una dimostrazione che probabilmente ormai l'auto elettrica non è vista più come qualcosa di strano, qualcosa diciamo di non solo inarrivabile, però strano, perché la nostra concezione, la nostra cultura abbiamo avuto sempre l'auto o a trazione diesel o a trazione benzina, poi è arrivato il gas, il metano, insomma queste cose qui. Però l'auto elettrica nell'immaginario collettivo forse è una macchina intanto inarrivabile per il prezzo, perché chiaramente circolando poche auto elettriche insomma, per comprare un'auto servivano tanti soldi. Sicuramente sì, però nella logica finalmente si è capito anche di mettere in commercio delle macchine elettriche più piccole, cioè di creare un segmento che da noi è il segmento A, che è quello delle utilitarie, finalmente su vetture strutturate più piccole, adatte ovviamente alla città, adatte a un discorso di elettrico, dove i prezzi si sono incominciati ad abbassare e a mettersi molto vicino a quello che è una vettura piccola, normale, tradizionale. Questo sicuramente, a prescindere dai bonus, ha aiutato un po', col bonus veramente lo rendi per tutti e quindi questo è importante. E secondo lei, adesso che insomma, le persone hanno in mano questo bonus che ha un tempo per essere 30 speso? giorni dalla data di aver preso il bonus stesso. Quindi entro 30 giorni si deve formalizzare il contratto, altrimenti decade e ritorna nuovamente quei soldi all'interno della disponibilità. Questo già comunque è importante, che non venga disperso, diciamo, questo capitale a disposizione. È stato il processo finalmente diverso, cioè non è più il concessionario che andava a prendere il bonus, che lo andava a prenotare, lo fa sì, ma lo fa dopo, quindi è realmente la persona che può lui stesso fare tutto e avere ovviamente determinati parametri. Un altro parametro che c'è stato è stato quello di rientrare nelle aree urbane funzionali, che era un'altra novità assoluta. All'inizio l'hanno fatto con una statistica dell'Istat del 2011, poi in corso d'opera è stata rivista e sono entrati altri comuni, perché devono essere anche non solo il capoluogo di provincia, ma sono anche i comuni limitrofi che fanno fede a quello che è il pendolarismo e quindi anche loro rientrano poi finalmente. Anche comuni che prima non rientravano, le faccio un esempio che poteva essere Giare, con la modifica è un comune che rientra e doveva rientrare. Insomma, quindi le agevolazioni si sono allargate. Si sono ancora allargate di più rispetto a prima e questo è quello che è accaduto poi. Senta, la mia curiosità, una volta che si ha in mano questo bonus, voi concessionari, che tipo di feedback avete? Cioè praticamente una volta che il cliente ha in mano questo bonus o telefona o viene in concessionaria. Quante telefonate avete avuto ieri? Faccio un esempio. Guardi, le dico solo che proprio ieri ci siamo ritirati, che erano non prima delle 10 di sera a casa, perché anche abbiamo cercato subito di concretizzare quello che era possibile fare, ma avevamo anche un pregresso già di persone che nel corso di questi mesi sapevano dell'uscita del bonus e quindi mano a mano, appena ce l'hanno avuto nelle mani, hanno voluto subito convertirlo.
Considerato, diciamo, questo numero impressionante di persone che certo. adesso hanno prenotato, prenoteranno le auto, i tempi di attesa quali possono essere per capire? Allora, questo poi dipende da dove ogni singola casa ha le proprie fabbriche, le proprie disponibilità. Se hanno pensato a monte già a fare degli ordini più importanti, visto quello che poi poteva accadere, ma si può andare da un tempo velocissimo, che possono essere 20 giorni, un mese, se c'è disponibilità da dove arrivano le vetture in fabbrica, nel caso nostro specifico è a Livorno, oppure andare poi su un discorso di attesa che anche che sono 5-6 mesi, devo dire che la prendono con estrema tranquillità le persone. Quindi insomma c'è la consapevolezza c'è magari tolleranza, che ecco, su per avere un mezzo. Allora, nello specifico adesso prima lei ha fatto un accenno, ci sono diversi tipi di bonus. Il massimo è 11.000 euro. Esatto. C'è la possibilità di aumentare perché c'è anche un contributo statale? Allora, quello qua da noi no, quindi questi qua sono, però c'è poi la scontistica anche che poi andiamo ad applicare noi sul e quindi mezzo. facciamo un esempio, per un'auto media, non diciamo di che cosa, un segmento, qualsiasi segmento, abbiamo detto che il segmento A sono le utilitarie. Le utilità, le macchine piccole, le city car chiamiamole. Le city car. Segmento B, che parte da, che ne so, un prezzo da 30.000, faccio un esempio. Se parte da 30 si possono portare fuori a 15.000 euro tranquillamente. Quindi insomma c'è effettivamente la possibilità esatto. oggi di poter fare un acquisto di un'automobile senza magari spese importanti, perché poi, pesano sul bilancio della famiglia. Certo, sicuramente, ma poi hanno portato, perché quegli 11.000, quei 9.000 è come se fossero soldi, comunque sono soldi. Quindi anche quando tu poi vai a approcciare un acquisto di finanziamento o altro, giustamente ti ritrovi un capitale importante che ti permette di avere una rata per entrare anche nell'acquisto della tua vettura molto bassa. Quindi anche questo è un altro elemento che sicuramente aiuta. Vabbè, magari non tutti sono riusciti a fare ieri la prenotazione, ma se si dovesse trovare nelle condizioni oggi di poter avere questo voucher, possiamo dire che caratteristiche devono avere le auto da rottamare in modo tale da... Sì, esatto, le autovetture da rottamare oggi, rispetto anche a prima che erano da Euro 0 a Euro 4, oggi sono da Euro 0 a Euro 5. Quindi chi ha un'autovettura da rottamare deve essere posseduta da almeno 6 mesi. Poi quando vado a generare il voucher, se voglio fare riconoscere il bonus a una persona nello stesso stato di famiglia, quindi all'interno dell'ISEE, cliccando sulla singola persona posso anche donare il voucher e farlo poi intestare la macchina alla stessa persona, quindi posso fare anche questo. Quindi si può all'interno della stessa famiglia intestare esatto. l'auto, ne so, a una figlia, esatto. a un figlio, alla moglie, si possono fare questo tipo di... Come poi si deve detenere la macchina, non si può rivendere per almeno 24 mesi. E quindi insomma ci sono comunque delle condizioni, però ci sono anche delle facilitazioni, delle agevolazioni, delle possibilità per poter acquistare un'auto elettrica per, diciamo, se ce la fanno nelle prossime ore, se qualcuno riesce ancora a cliccare, avere la possibilità. Si consideri che saranno circa 40.000 vetture quelle che il Ministero ha detto che vorrebbe mettere a terra con questo bonus. 40.000 in tutta Italia, in tutta per la Sicilia grosso modo riusciamo ad avere un'idea? No, esattamente non le dico una cosa che no. Chiaramente non si può stabilire, poi bisogna vedere quante sono le prenotazioni che sono arrivate anche dalla nostra regione. Va bene, grazie allora per essere stato con noi, ci ha dato delle indicazioni preziose, magari qualcuno che ieri non l'ha fatto oggi si ritrova a cliccare e magari trova il voucher per poter acquistare l'auto. Grazie ad Antonio Fragalà, che è responsabile vendite di Intermotors. Grazie, una buona giornata. Ci dobbiamo fermare, ci sono le previsioni meteo adesso, subito dopo torniamo, cambieremo assolutamente argomento, perché Buongiorno Sicilia cambia argomenti tra un segmento e l'altro di trasmissione. A fra pochissimo. Un saluto ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, il contesto sarà instabile sul nostro territorio per il passaggio di una perturbazione che apporterà fenomeni a tratti anche intensi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Ci attende un giovedì caratterizzato da un progressivo miglioramento del tempo con appunto nubi alternate a schiarite e solo un po' di variabilità residua sugli estremi settori occidentali.
orientali, clima comunque mite con punte massime di 24, 28 gradi e venti a tratti ancora sostenuti. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, dando un accenno, non mancheranno ovunque spazi soleggiati ed ampie schiarite, da segnalare però ancora la ventilazione che sarà sostenuta. Per quanto riguarda le temperature massime, i valori saranno per lo più stabili o localmente in lieve calo, ma comunque su alcune zone raggiungeranno i 28 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Dal 24 al 26 ottobre Lingua Glossa ospita la quarta edizione di Piazza del Gusto, il percorso enogastronomico che celebra i sapori del versante nord dell'Etna. Vino, olio, nocciole e salsiccia, protagonisti tra degustazioni, show cooking e incontri dedicati alla qualità agroalimentare, con il centro storico trasformato in un villaggio dei sapori. Dal 23 al 25 ottobre Messina ospita i Negramaro al Pala Recifina per 3 serate del tour Palasport 2025 con i grandi successi della band salentina. Dal 24 al 26 ottobre Palermo accoglie all'Orto Botanico la Zagra d'autunno, mostra mercato tra profumi e colori dedicata al mondo del verde, dei fiori e dell'artigianato naturale. Dal 24 al 26 ottobre, Petralia Sottana propone la Festa dei Sapori Madoniti d'autunno. 3 giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche delle Madonie, tra stand, degustazioni e spettacoli. Dal 23 al 26 ottobre, Mezzoiuso celebra la Sagra della Castagna. Prodotti tipici, artigianato, folklore e intrattenimento nel borgo immerso nei colori autunnali. Dal 24 al 26 ottobre, Caronia ospita Porcellì e Porcini, sagra che unisce i sapori della cucina nebroidea con musica, spettacoli e mercatini artigianali. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto e ben trovato. Buongiorno ad Emiliano Abramo. Buongiorno e grazie sempre per l'invito. Presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania. Ieri c'è stata questa presentazione ufficiale di un progetto che parte da Catania per costruire il futuro, un nuovo futuro per il Mediterraneo. Catania è anche la città giusta, perché è una città che ha saputo accogliere, ma non penso solo ai migranti, accogliere tante culture. Qui abbiamo una bella comunità islamica, un'università che guarda il Mediterraneo, ha esperienze come Sant'Egidio che si occupa di dialogo tra le religioni, abbiamo imprese, abbiamo un vescovo attento. Ecco perché 2 sponde diverse del Mediterraneo, c'era ieri il Presidente del Parlamento maltese, c'era l'ambasciatore di Algeria in Italia, e si mettono insieme per fare una riflessione, rileggere un Mediterraneo terra di dialogo, di incontri, ma anche di religioni in un tempo divisivo, di pace cercata e costruita. E da Catania nasce un centro studi che è in nome non di un europeo, di un personaggio noto, ma di un algerino che è stato uomo a partire dal suo ruolo di guerrigliero, è diventato uomo di pace e di dialogo, e quindi dal sud viene lanciata una richiesta al nord di un abbraccio grande quanto il Mediterraneo. Il Mediterraneo comunque è sempre stato al centro di culture importanti, civiltà importanti nel Mediterraneo, e quindi perché non sfruttare quello che è stato il passato per fare diventare un futuro importante? In un presente invece in cui sembra essere il passo violento della guerra a determinarlo. Allora il Mediterraneo è stato anche un luogo in cui, come giustamente diceva lei, tanti si sono incontrati. Mi permetto di dire il valore culturale oltre che spirituale delle religioni. Sono stati i primi musulmani proprio nel Mediterraneo a lanciare il tema delle millet, cioè la possibilità di convivere insieme nel rispetto dei diversi culti. E allora io credo che in questo tempo ci sia bisogno di affondare in radici profonde, radici di pace, radici storiche, questa unione è una proposta di studio, di ricerca e di convivenza, perché la pace non è solo assenza di guerra, è azioni concrete, gesti concreti e anche una
una cultura alla quale ci dobbiamo riallacciare, e questo è lo sforzo che è stato lanciato ieri. Ma c'è anche un arricchimento, c'è uno scambio, no? Se riusciamo ad avere più culture messe insieme, che si confrontano, c'è un arricchimento reciproco. C'è un arricchimento reciproco, ma poi secondo me prendiamo consapevolezza dell'unico destino possibile, che è la società del convivere. L'idea di vivere tra pochi, basta leggere anche la storia della Sicilia, i nostri cognomi, il nostro dialetto, è assolutamente impastato di culture diverse che si sono incontrate in questa terra. E poi basta andare in una scuola elementare e vedere anche come sono cambiate le scuole. In ogni classe ci sono tanti stranieri di cultura, di religione diversa, e immaginare di non trasmettere un'educazione all'accoglienza, alla tolleranza delle diversità, all'interesse per l'altro, significa vivere in una stagione che è stata già superata dalla storia. Il centro Abdelkader che abbiamo lanciato ieri mostra che c'è un'intelligenza di questa città che ha qualcosa da dire al resto dell'Europa e del Mediterraneo, tenendo conto che la mesoregione euro-mediterranea è qualcosa che i padri fondatori dell'Europa avevano già individuato, e quindi non si può essere europei senza essere mediterranei. E Catania all'inizio diceva la città giusta perché si possa fare questa, non dico fusione, ma questo incontro, mettiamolo così, questo incontro e questo confronto, per poi allargare ovviamente da Catania per arrivare dove vogliamo arrivare. Ma il Mediterraneo è grande, a me ieri colpiva, oltre agli ospiti presenti, il collegamento con docenti universitari, uomini delle professioni che venivano dalla Palestina, dalla martoriata Palestina, dalla martoriata Siria, dal Libano, insomma c'è una varietà mediterranea che comunque viene tenuta unita dal mare, e secondo me c'è una proposta. Tutti, noi diciamo di solito quando si lavora ci sporchiamo le mani, invece il Mediterraneo appartiene a chi decide di bagnarsi le mani, e noi l'abbiamo fatto molto in questa città per recuperare frammenti di vita quando abbiamo parlato dei migranti, ma in realtà c'è molto di più, e penso al Trattato di Barcellona che ha voluto dire un'opportunità economica nel Mediterraneo, penso ai rapporti con le università, penso appunto al nostro futuro che possibilmente per i nostri figli vorrà dire Maghreb, con le grandi opportunità dopo una pacificazione da cogliere. Tutta questa roba qui merita una forte riflessione. Perché Catania è importante? Perché è un porto e un aeroporto importanti, ha un'università con una storia rilevante, e il rettore è stato felice di accogliere questo, ed è un gesto che permette anche al nostro Ateneo di entrare di più nelle dinamiche della città e non solo, ha un vescovo intelligente e aperto, insomma ha delle dinamiche in cui l'altro mi interessa e l'altro può sentire su questa città. A proposito, abbiamo accennato un attimo anche al tema dell'immigrazione, che anche ieri purtroppo ahimè ha registrato un'altra tragedia. In realtà ormai da qualche giorno che si soccorrono in mare i migranti, ieri sono arrivati a Porto Empedocle altri corpi di persone magari che speravano e credevano in un futuro diverso, migliore. C'è la necessità forse di creare dei corridoi umanitari, dei corridoi controllati, dei corridoi gestiti senza che poi ci possano essere queste tragedie del mare. Cioè magari la cooperazione può portare anche a questo. Ma i corridoi umanitari Sant'Egidio li ha un po' inventati. I corridoi umanitari sono una via non solo di sicurezza per le persone che partono e arrivano, sono una via di sicurezza per chi li accoglie, perché sappiamo come si chiamano, cosa fanno i loro figli, che professione fanno, e sappiamo cosa faranno nei primi 2 anni, in quale città andranno a vivere, come si sostenteranno, e crea un percorso di integrazione. C'è da dire che in un mondo così colpito dalla violenza diffusa e dalla guerra è tutto più difficile, perché ci vuole anche un aeroporto di partenza sicuro. Ecco perché non riusciamo ad avere dei corridoi umanitari da Gaza, lo dico perché tanti siciliani ci scrivono, chiamano chiedendo perché non escono corridori da Gaza. Nel frattempo si creano vie alternative, la via del mare rimane purtroppo una via molto pericolosa, ma io sottolineo la presenza purtroppo di tanti tunisini che vivono in condizioni di violenza diffusa anche legate al regime di Al-Sayed, e che stanno arrivando sotto i camion, sopra i camion, nei container, e arrivano alcuni morti. Ne sono arrivati a Catania, ne sono arrivati a Palermo, in tante parti di Sicilia. Allora io credo che in questo rinnovato senso di essere mediterranei la prima cosa da dire è mettere nuovamente in centro la vita di ogni uomo e ribadire che non siamo disposti a veder morire nessuno
o nella speranza di toccare le nostre coste. Allora, speriamo che si possa continuare su questa strada e che il progetto riesca veramente in qualche modo, laddove magari altre organizzazioni non sono riuscite concretamente poi a definire questi confini, perché no? Perché poi non ci devono essere neanche i confini da questo punto di vista. Auguriamo a Emiliano Abramo, che è il presidente, ricordiamo, della comunità di Sant'Egidio di Catania, ma a tutte le istituzioni che sono presenti, l'abbiamo ricordato perché c'è l'università, c'è anche la chiesa di Catania con l'arcivescovo di Catania, ma ci sono anche altre realtà che collaborano e sono insieme a voi in quella che è una nuova sfida, una sfida importante. Realtà delle due sponde diverse del Ci mancherebbe Mediterraneo. altro. Questo è interessante. Allora io la ringrazio tanto per l'augurio e credo che ringrazio voi anche per il buon servizio di stampa che fate. Continuate a seguire questi lavori perché parliamo delle speranze e delle ambizioni di tanti, soprattutto di tanti anche siciliani. Grazie, in bocca al lupo davvero. Vive il lupo, grazie ancora. E allora ci fermiamo, altra breve sosta, poi andiamo a Siracusa per parlare ancora una volta d'altro, perché Siracusa risulta essere la città più cara della nostra Sicilia. Adesso cercheremo di scoprire perché e come. A dopo. Allora, eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia, è il momento di collegarci con Siracusa, vedo già sui nostri monitor di servizio, adesso lo vedete anche voi a tutto schermo quasi, il nostro Francesco Aloi, con lui c'è un ospite che è Claudio Magnano, che è responsabile provinciale di Adiconsum. Allora, che cosa succede a Siracusa che è diventata praticamente la città più cara, caro vita, inflazione aumentata improvvisamente, che sta succedendo a Siracusa? Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia dalla bella e cara Siracusa. Sì, è proprio il caso di dirlo e il perché ce lo spiega l'ospite che è con noi e che tu hai già presentato. Buongiorno. Buongiorno. E allora, perché Siracusa è così cara? Non solo in senso affettivo, ecco. Sì, purtroppo Siracusa da qualche anno sta vivendo un problema serio, quello dello sviluppo del turismo per effetto di Ortigia e varie cose turistiche, a parte le bellezze che abbiamo su Siracusa, per cui il turismo è diventato esponenziale. Questo ha portato tutte le attività ad esagerare, a perdere il controllo e di conseguenza non c'è più quella cosa di tenere prezzi. Noi andiamo al mercato ortofrutticolo che abbiamo in Ortigia e vediamo che oramai ci considerano tutti turisti, per cui non si può comprare. Una volta addirittura era il posto dove le mamme andavano a fare la spesa. Abbiamo un piccolo problema con il collegamento con Siracusa, speriamo di poterlo recuperare prima possibile, magari torniamo subito in studio. Ci stavano spiegando che evidentemente il turismo incide tanto, sta incidendo tanto sull'economia di Siracusa e questo chiaramente è una questione. Adesso vediamo un attimo cosa allora magari fra un po' diamo un aggiornamento in attesa di collegarci con Siracusa. Un forte boato nella notte, una bomba a carta è stata esplosa nei pressi della casa dell'assessore all'emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Contemporaneamente la casa vandalizzata, che doveva essere consegnata ad una famiglia, come ha denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme. Era stato lo stesso assessore a denunciare ieri con un video postato su Facebook gli atti vandalici ai danni del bene pubblico. Allora siamo in attesa di ricollegarci con il nostro Francesco Aloi a Siracusa, che non vediamo in questo momento. Chiedo alla regia, ecco, torna di nuovo il collegamento, lo vedo in preview. Adesso torniamo da te. Siamo rimasti sul fatto che al mercato non si può più comprare. Allora i siracusani soffrono, anche i siracusani soffrono di questa situazione. Sì, soffrono decisamente, tant'è che abbiamo chiesto un pochino di avere maggiore controllo sulla ristorazione, sugli alberghi, su questi affitti brevi che si fanno oramai, case vacanze, B&B,
che hanno perso, come dicevo, il controllo e ci hanno fatto lievitare i prezzi al consumo in maniera esagerata. E quindi tutto ciò che va nella tavola è diventato incomprabile, specialmente per i meno abbienti, per cui il problema maggiore è questo. Ma Poi non ci sono, chiedo ovviamente scusa, vi chiedo scusa, ma non ci sono controlli, voglio dire, non vengono effettuati dei controlli, perché, dico, va bene, sì, si può vendere, non dico a qualsiasi prezzo, però quando uno ha a un certo punto la sua bottega, ha il suo esercizio commerciale, mette i prodotti in vendita al prezzo che stabilisce, però chiaramente se c'è qualcuno che li compra, questa è la legge di mercato e allora va bene, ma se non c'è nessuno che li compra chiaramente ha delle difficoltà. Poi non ci si deve lamentare, attenzione, se le attività commerciali chiudono, se c'è stato, perché è successo questo, perché è sfuggito il controllo su Siracusa, perché improvvisamente Siracusa è diventata invivibile, passatemi il termine, da un punto di vista economico, attenzione, non solo per i turisti ma per chi abita, per i cittadini di Siracusa. Certo, ma tant'è che abbiamo avuto quest'anno inaspettatamente, o forse aspettatamente, visto quello che è successo, un calo di circa il 25% del turismo, quindi è diventata invivibile per noi, ma anche per il turista, e questo è grave perché fa perdere ancora di più il potere di acquisto di tutti. Insomma, Siracusa purtroppo è diventata invivibile, sia per i turisti, come diceva lei, che per i siracusani. Ma tutto questo non impone una riflessione, dico, non impone una riflessione. Sì, impone una riflessione, tant'è che abbiamo chiesto parecchie volte maggiore controllo, eccetera. Però attualmente io spero che quest'anno, per effetto di questo calo turistico, ci si ravveda un po'. Ecco, questo potrebbe essere una conseguenza appunto dei rincari, perché Siracusa, lo abbiamo detto, lo ribadiamo, è la prima in Sicilia per rincari, quindi il tasso di inflazione che è più alto, che continua ad aumentare, ma anche come rincari in generale, cioè negli ultimi mesi, non è un dato proprio che è spuntato in questi ultimi giorni. Sì, dall'estate addirittura c'è stato un incremento ulteriore che non fa ben sperare. Ora, l'unica cosa, tant'è vero, chiederemo incontri con il sindaco, con l'amministrazione comunale, eccetera, per un maggiore controllo, perché si vada a una ripresa. Le famiglie siracusane, oramai lo vediamo noi, essendo associazione a difesa dei consumatori, che stanno avendo grossi problemi e molto spesso si rivolgono a noi per il sovraindebitamento. E bisogna ovviamente seguirli. Questo ci ha dato il polso della situazione, che è molto grave. Sinceramente Siracusa questo non lo doveva avere, tant'è che la ristorazione vediamo che per prendere un primo oramai è diventato 18 euro, 20 euro, ma quello semplicissimo. Se andiamo sul pesce non ne parliamo, ed è proibitivo. Quindi questo ci ha fatto risentire molto. Il comune ad oggi ha fatto poco, sicuramente lo sensibilizzeremo in maniera più pressante perché ciò cambi e si ritorni almeno ai vecchi prezzi e tutto. Poi anche il caro aerei che non agevola, quindi riguarda tutti, non Siracusa, quello è assoluto. Però diciamo, Angelo, che Siracusa sì è la città più cara della Sicilia, ma purtroppo è anche tra le province più care e più povere d'Italia. Sì, infatti abbiamo il più basso tenore di vita, per riflesso. Abbiamo che siamo credo al 90° posto più come se, quindi Siracusa sta soffrendo molto. E mentre potremmo avere grandi agevolazioni da questo aspetto turistico che doveva portarci del bene, invece al contrario ha portato. La cosa grave poi è questa, che addirittura abbiamo in questo momento ristoranti che hanno avuto un incremento, un beneficio economico notevole, ma il resto della popolazione invece sta soffrendo. Infatti la prova è questo, se è più basso. Allora, di nuovo problemi con il collegamento con Siracusa, magari ci fermiamo. La Sicilia è una sola.
Abbiamo un collegamento un po' ballerino oggi con Siracusa, allora magari salutiamo i nostri ospiti, salutiamo Francesco Aloi che da Siracusa ci ha raccontato insomma il caro vita e l'inflazione galoppante che c'è. Fra le altre cose Siracusa è la prima, diciamo, in Sicilia tra i rincari, ma è seguita poi da Palermo e da Catania. Questa è la classifica, lo spaccato che viene fuori da un'indagine chiaramente che è stata condotta dopo, immagino, il boom dell'estate, poi si tirano le somme e si capisce che cosa succede. Il collegamento regge ancora, allora per un minuto possiamo tornare di nuovo a Siracusa con il nostro Francesco per chiudere, ovviamente. Eh sì, Angelo, purtroppo la rete non va sempre così bene e appunto le famiglie siracusane vi fanno notare questi rincari perché poi si notano andando a fare la spesa e non solo, perché c'è anche il caro bollette che riguarda Siracusa ma un po' tutti, però qui a Siracusa influisce un coltello ancora più infilato su questi rincari. Sì, avendo questi redditi sempre più bassi o quantomeno il potere d'acquisto, perché a parità di entrate aumentano in maniera esponenziale le uscite, questo porta a che Siracusa soffre in maniera grave questa situazione. Speriamo in un cambio repentino perché così non depone bene, tant'è vero a noi preoccupa molto la prossima stagione perché così facendo quest'anno abbiamo avuto una perdita del 25%, io non vorrei che si avesse qualcosa di peggio, quindi dobbiamo veramente metterci al lavoro un po' tutti per cambiare la situazione. Speriamo bene allora. Angelo. Grazie a Francesco Aloi, grazie al suo ospite Claudio Magnano che è responsabile provinciale di Siracusa di Adi Consum. In bocca al lupo, speriamo che le situazioni possano cambiare. Grazie ancora. Vedo già con noi collegato Marco Amato, ma c'è la sigla dell'oroscopo, quindi la vediamo. È il momento di leggere, guardare le stelle e chi, ovviamente meglio di Marco Amato, può fare questo per noi questa mattina, ma prima di addentrarci a vedere le stelle per tutti noi, abbiamo come sempre un tema, un argomento che tra un sorso di caffè e l'altro possiamo sviluppare. Oggi di cosa parliamo? C'è un altro fenomeno musicale di cui ci vuoi parlare? Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Sì, vi volevo parlare appunto di un nuovo album in uscita di una cantante spagnola bravissima, bellissima e giovanissima. Si chiama Rosalia ed è assolutamente uno dei fenomeni pop contemporanei più eleganti che ho visto nel panorama musicale. Rosalia se ne esce con l'album Lux, Luce. Quindi un augurio assolutamente pieno di speranza. Ebbene, per inaugurare questo album ha fatto una cosa un po' stravagante, ovvero questa uscita in macchina in un delirio di fan nella Via Grande in Spagna a Madrid, per cui ha avuto questo delirio di folla che acclamava questa sua nuova uscita. Ebbene, questo pop elegante, questo glam così ben condotto è assolutamente un dettame bilanciano. Infatti Rosalia appartiene a questo segno zodiacale. Ricordo che la bilancia è il capitano d'autunno e esistenzialista ed è un segno di Venere. L'eleganza della bilancia riesce a sovrastare tutti nello zodiaco con una classe innata e con un equilibrio formale assolutamente impeccabile. Le sue doti canore, peraltro, appartengono alla dea Venere nello zodiaco. Venere è anche il pianeta della gola, del canto. Ebbene, dovete sapere che molte delle cantanti italiane sono Ariete, Venere in Toro, per cui anche lei, con la potenza di Venere, riesce a trionfare elegantemente. E oggi vi annuncio che il Sole passa in Scorpione, quindi rafforza i segni d'acqua e quindi inizia la stagione zodiacale del segno
segno zodiacale, appunto, è il segno di Plutone. Lo Scorpione vede nei suoi gradi sia la presenza di Mercurio, della Luna e di Marte. Focoso, passionale, intenso lo Scorpione quest'anno. Cosa riserva per tutto lo zodiaco? Ebbene, per Ariete un potenziamento, proprio perché gli Ariete sono un segno di Marte, per cui questa nuova posizione corrobora le loro forze. Ariete vincenti e volitivi. Toro, tutto in opposizione per voi, un'opposizione di Sole, Luna, Marte e Mercurio, per cui è un periodo un po' complicato, un periodo che vi mette a dura prova e che vi rende vagamente polemici. Gemelli, per voi la distanza in gradi è abbastanza siderale, fermo restando che però potete riagganciare delle risorse familiari ed ereditarie molto importanti. Forse c'è bisogno di pianificare. Cancro, trigono perfetto per voi, quindi un rafforzamento della valenza acqua. Il Sole adesso è uno stupendo trigono e raccoglierà i vostri desideri e li realizzerà con forza e passione. Leone, quadratura per voi, per cui inizia un periodo di stress abbastanza problematico. Nulla che spaventi voi Leone, ma dovete operare bene, dovete riuscire a comandare bene nei luoghi di lavoro e anche in famiglia fare sentire la vostra presenza. Vergine, comunicativo e passionale per voi è il cielo, per cui questi pianeti di passaggio di Scorpione giocano un ruolo essenziale per tutto quello che riguarda la socialità ritrovata. Bilancia, per voi parliamo di finanza, ovvero tutte queste nuove posizioni di Scorpione parlano di soluzioni oggettive, di oberi a cui dovete fare fronte in una maniera concreta e giustificata. Scorpione, protagonisti del cielo zodiacale oggi, il Sole entra nei vostri gradi, Luna, Marte e Mercurio. Potete di tutto e di più, agite però, e la passività degli acqua non deve avere il suo trionfo, perché dentro di voi sono contenuti i segni della creatività. Sagittario, inizia per voi un periodo un po' pensieroso, perché i pianeti dietro le vostre spalle forse propongono delle cose che non siete ancora pronti ad accogliere. Capricorno, ottimo per voi, perché tutto quello che riguarda la squadra, le collaborazioni, i referenti, gli ambienti viene assolutamente magnificato, quindi usate bene tutti i mezzi che vi sono stati dati a disposizione. Acquario, tutta questa presenza di Scorpione per voi è urticante, c'è un leggero nervosismo di fondo e anche una certa stanchezza. Avete prodotto molto, ma ora bisogna fare pace con voi stessi e con la vostra vita. Pesci, in ultimo, trigono per voi di ben 4 pianeti. Ora potete veramente di tutto e potete gestire le situazioni in una maniera imperiosa, senza la diplomazia, lo spirito di sacrificio e la dolcezza che vi è tipici. Bisogna essere a volte anche un po' decisionisti. E detto tutto ciò, auguro a tutti una splendida giornata, tornando al mio caffè. Buongiorno Sicilia, ciao Angelo, a domani. Grazie Marco, a domani, buongiorno anche a te. Adesso torniamo da Luca Ciliberti per un'ultima notizia dai quotidiani. Sì, qualche curiosità, tutte siciliane, prendiamo oggi dalla Sicilia e dalla Repubblica. Allora, arriva un libro, l'ennesimo, insomma questo è davvero autobiografico, su Tuccio Musumeci, lo racconta lo scrittore Valerio Musumeci, non sono parenti i due, uno scrittore, uno ovviamente ha fatto la storia del teatro e del cinema siciliano, nel volume che si presenterà domani al Teatro Brancati, insomma un racconto, diciamo, di questa della vita bellissima e intensa di Tuccio Musumeci. Devo dire, leggendo l'articolo si capisce anche che ci sono degli inediti davvero gustosi sulla vita e sul teatro di Tuccio Musumeci. E poi un'altra notizia che riguarda il Palermo. Il Palermo perché? Perché il Palermo compie 125 anni, quindi 125 anni della loro storia, e quindi la festa è tutta in piazza, quindi Palermo si colora dei suoi colori rosanero con la festa in piazza, in questo caso è in piazza Ruggero VII, appunto, con tutte le foto della storia appunto rosanero. 125 anni sono tanti per una squadra di calcio.
Grazie allora a Luca Ciliberti, noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, l'appuntamento a domani, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.